conclusione io direi, insomma, nel senso che e poi dobbiamo presentarci in plenaria per arrivare con delle conclusioni, insomma, con una breve sintesi del lavoro del nostro gruppo. Allora direi appunto di cercare di essere ancora più concreti, se vogliamo, che nella fase di questa mattina, cioè cercando di procedere nell'individuazione di questa serie appunto di elementi che possiamo, come dire, individuare come positivi e negativi della questione dell'acqua, quindi una serie di punti che possiamo appunto andare a individuare come nostro discorso poi generale. Io torno a dire che dovremmo essere in grado di fare una relazione, di riportare l'analisi della questione acqua, dell'elemento acqua, in modo che possa anche, come dire, relazionarsi con gli altri gruppi di lavoro. Io credo che appunto abbiamo individuato molte tematiche che sono trasversali e soprattutto abbiamo individuato la questione dell'importanza della dimensione pubblica dell'acqua, cioè del valore, della valenza pubblica dell'acqua, intesa come bene comune. Sono stato giustamente corretto nel momento in cui ho usato il termine risorsa, perché probabilmente è anche una vulgata, se vogliamo, un termine che si usa spesso e volentieri, un po' in automatismo quando si parla di acqua, e quando in generale si parla di risorse. Quell'obbrobrio che è risorse umane. Bravissimo, ecco, esatto, a proposito. Infatti stavo parlando proprio di risorse si parla di risorse naturali in generale, e anche purtroppo siamo arrivati addirittura anche al termine risorsa umana, che poi non è altro che un modo per coniugare in termini economicistici quello che è, come dire, la lettura, scusate, che non è altro poi appunto che un modo per coniugare in termini economicistici la lettura del mondo, insomma, dei fenomeni che ci circondano. Ora, credo che una prima considerazione, comunque una prima conclusione dopo gli interventi di stamattina possa essere questa, insomma, cioè il fatto che la dimensione economica, e chiaramente non nell'accezione che usava lui del termine, ma nell'accezione più meramente, come dire, finanziario-commerciale del termine, e quindi limitata appunto a una contabilità che è, come dire, che non tiene conto però delle esternalità, di questa questione di cui parlava Tamino stamattina, che sono poi le ricadute al di fuori del sistema strettamente, come dire, economicistico, e che però poi hanno una ricaduta sullo stesso sistema, quindi i costi umani, i costi sanitari, i costi ambientali, che sono tutti elementi che in una contabilità ordinaria, che un economista classico alla stile Monti, per dire così, o Draghi, non rientra, come dire, sicuramente nella sua logica. Quindi ecco, dovremmo iniziare a ragionare su una sostenibilità che invece afferisca a una dimensione di un'economia globale, un'economia che quindi tenga conto della dimensione ecologica, proprio perché l'equilibrio è questo. L'equilibrio non è assolutamente l'equilibrio economico. Se noi guardiamo alla dimensione della finanziarizzazione dell'economia, scusate, su questo potrebbe sembrare una divagazione, ma in realtà secondo me credo che sia una questione centrale, poi anche per le cose che si diceva prima, cioè la finanziarizzazione dell'economia è stato proprio questo, un processo di astrazione, se vogliamo, dall'economia reale, un processo per cui i capitali vengono investiti per la speculazione finanziaria e non più per finanziare l'economia. Si parlava giustamente che l'economia ha una funzione fondamentale, vitale in un'economia, e serve proprio a garantire, come dire, l'interscambio tra debiti e crediti, cioè tra attivi e passivi in sé in termini positivi. Invece abbiamo assistito a un ingigantirsi della bolla finanziaria, tanto che adesso abbiamo attivi finanziari nel mondo che sono circa 20 volte quello che è il PIL mondiale. Questo per dire quanto, come dire, sia cresciuta a dismisura la massa monetaria, la massa di denaro costruito dal nulla, e questo a discapito in realtà di un'economia che sia invece un'economia reale, che sia invece sempre più impoverita. Ecco, questo discorso qua credo che in qualche modo inglobi tutti i temi, tutti i gruppi di lavoro che sono attivi oggi, e quindi anche il nostro in qualche modo si è investito in pieno da questa deriva. Noi è solo attraverso, come dire, un tener fermo alcuni punti, alcuni principi base, che sono quindi il rifiuto della massificazione del bene acqua, garantendone il carattere pubblico e come dire, la valenza irrinunciabile, irriducibile, proprio abbiamo detto prima, non solo per l'essere umano, ma per l'ecosistema nel suo insieme, cioè tutto quello che invece
non è uso ma è funzione, giustamente come qualcuno ha detto in un proprio intervento. Ora il discorso quindi della pianificazione dell'uso dell'acqua è fondamentale che sia informato a questi principi, e quindi ecco, secondo me, rimanendo sul buon lavoro che abbiamo fatto stamattina, cerchiamo di andare avanti con i nostri interventi di oggi pomeriggio a enucleare sotto, come dire, sta campana, diciamo, di un principio generale che è quello che ho cercato di individuare adesso, continuare, come dire, a individuare quelli che potrebbero essere degli interventi positivi, propositivi in termini di miglioramento miglioramento appunto, valorizzazione, se vogliamo così, del bene acqua, e al contrario quelli che sono tutta una serie di, come si può dire, di utilizzi o comunque di situazioni da dismettere, cioè situazioni da cui uscire in termini di salvaguardia del territorio da tutta una serie di problemi che erano quelli a cui si accennava prima, cioè il dissesto idrogeologico, ma anche esaurimento della risorsa e inquinamento sia nel settore agricolo che nel settore industriale e anche per quanto riguarda il discorso civile. Ecco, io mi fermo qui come introduzione della sessione pomeridiana e do la parola a chi la chiede. Ecco qua, pronto. Bene, viste le buone intenzioni, le problematicità che ci sono relativamente all'argomento acqua, io mi aggancerei con una proposta che è una sottolineatura su un metodo per proporre un'azione, perché dalle parole poi bisogna passare a una fase decisionale e in seguito, dopo una condivisione, una proposta. Non è una mia proposta, è un riprendere, cercare di ottimizzare, di cogliere qualcosa. La leggo perché è stata ripresa da vari articoli e poi anche da esperienze cittadine, sostanzialmente del vissuto, ed è questa. È partito da poco il Piano Nazionale di Prevenzione per il dissesto idrogeologico in Italia e si chiama Italia Sicura. È un comitato. Questo comitato, nominato di recente dal governo italiano, ha due linee di intervento. La prima, individuare, organizzare all'interno delle 14 aree metropolitane, diciamo obbligatorie anche per un nesso territoriale, infrastrutture, collocazione all'interno dell'Italia. In sostanza ci saranno 14 aree metropolitane in Italia. Questo progetto è già stato avviato. Secondo scopo di questo comitato, che è chiamato Piano Nazionale di Prevenzione per il dissesto idrogeologico del territorio in Italia, è valutare i progetti presentati dalle regioni in relazione e per ottenere e poter spendere i fondi strutturali europei negli anni 2014-2020. Servirebbero progetti organici per interventi sul territorio, ordinari e straordinari, perché è possibile ottenere risorse ingenti economiche in modo tale che ci sia una continuità dei flussi già stanziati dall'Europa, ma che ci vengano elargiti per 5-6 anni sul territorio. Come fare questo? Avvicinare i comuni affinché si uniscano, collaborare e seguire i consorzi bonifica. Perché seguire? I consorzi di bonifica non hanno quell'autorità che dovrebbe loro competere. Nei territori nostri lo sappiamo che enormi progetti norma, che vuol dire quartieri costruiti con nuove residenze, tutte queste licenze sono state autorizzate dai comuni, certo, ma un organo importantissimo, un ente pubblico, che sono i consorzi bonifica, devono dare il loro parere, ma è solo un parere, non è una direttiva. Quindi nella fattispecie, ve lo posso dire, in più di qualche quartiere nella mia città, con aree a grave e serio rischio idrogeologico, dove non si poteva
edificare è stato edificato pesantissimamente. Il parere del Consorzio Bonifico è stato eluso in maniera grave. Queste aree si ripetono ogni anno le inondazioni, quindi è un tema che riguarda tutta l'Italia questo. Quindi seguire i consorzi bonifica perché devono essere rivisti, le loro competenze devono essere oggetto di rispetto e non solamente indicare che lì non si dovrebbe costruire. Quindi i comuni, l'insieme dei comuni, le aree metropolitane, potrebbe essere Padova assieme a Venezia, assieme a un'altra metropoli. Questo è l'oggetto di queste aree metropolitane che saranno oggetto di sviluppo, non solo economico, sviluppo sociale, sviluppo del territorio. Questo a favore anche di determinate tipologie, turistico, a valenza agricola, a valenza agrituristica. E insieme redigere un progetto per l'acqua, per esempio. Può essere anche che si possa partire da un grosso progetto che è l'idrovia di Padova, per tutelare non solo la città ma tutti gli altri comuni che a cascata poi ci vanno a patire ogni qualvolta qui c'è una precipitazione d'acqua, e abbinata ad interventi su tutti i comuni interessati relativi a quel territorio, a quei territori, all'intera area metropolitana. Un piano almeno da offrire alla Regione con possibilità che arrivi a livello nazionale, come valida per la prevenzione al rischio idrico di quell'area, estesa o ancora più estesa che sia. La Coldiretti 2 o 3 giorni fa ha comunicato che negli ultimi 20 anni sono stati spesi 23 miliardi di euro per riparare il territorio, mentre ne sono stati spesi in questi 20 anni 9 miliardi solamente di prevenzione. Quindi è un rapporto che senza considerare i danni alle persone, alle cose e alle sofferenze che a volte una generazione si porta dietro perché non c'è nulla da fare quando avvengono queste tragedie, che non sono tragedie annunciate, sono state causate dall'uomo. Come si fa a preparare un bel progetto, diffonderlo, condividerlo? È utile avvicinarsi e dialogare con la politica locale per ora, per spiegare, per convincere, per redigere insieme anche nei dettagli con le competenze che ci sono sui territori, anche da parte dei cittadini, anche da parte dei comitati. Non sarebbe la prima volta che molti comitati che agiscono e operano per il territorio aiutano lo Stato anche risparmiando soldi in opere pubbliche, ma migliorandole, perché poi l'esecuzione, se utile per la collettività, è un qualcosa che rimane per sempre. E investire, questo è un investimento che rimane sul territorio, qualifica non solo la manovalanza, ma ripeto, le professionalità. Questo però è un lavoro da fare in gruppo. Ci sono sinergie da mettere insieme, bisogna condividere i contenuti e le priorità. Non si tratta di un'idea, di un colore, non si tratta che una cosa va più da una parte che dall'altra, si tratta di prendere le migliori progettualità perché verranno prese in esame in ambito europeo solamente dei piani che reggono e devono essere molto dettagliati e professionali. La legge peraltro ci dice questo per il discorso di bene comune e di a vantaggio della collettività, che vale a livello nazionale ma anche europeo, che la priorità nella scelta di opere pubbliche va a favore di interventi che sono a vantaggio di una più estesa collettività. Questo dobbiamo renderci conto nella casa, nella nostra comunità, nelle nostre città, metropoli, siamo più forti se ci uniamo in un unico progetto. Non è solo campanilismo ma è anche una mentalità. Dobbiamo capire che è vero, l'unione dei comuni, l'unione dei nostri intenti può realizzarsi solo se troviamo l'accordo, se condividiamo queste opere. Questo è possibile perché ci sono questi fondi strutturali europei, sono cifre che potrebbero essere d'aiuto perché i nostri bilanci comunali
nonché statali, non consentono di risparmiare quel differenziale tra riparare un danno o prevenirlo investendo e creando occupazione. Ho terminato. Grazie. Voglio fare solo una Aspetta che ti passo la telecamera. Ti eri iscritto anche tu, giusto? Vuoi parlare anche tu? Sì, sì. Perfetto, allora. No, io non è che volevo parlare, volevo solo permettermi una correzione su un'idea che hai espresso e che sembra consolidata. I consorzi di bonifica non sono enti pubblici, sono enti privati di diritto pubblico, questo è consolidato ormai. Quindi no, è per non trovarci difficoltà ulteriori che poi politicamente diventano un ostacolo, hai capito? Quindi io non ho nessuna riserva dal punto di vista dell'operatività dei consorzi, anzi è da loro ed è in questo consesso che è venuta fuori la necessità che bisogna rispettare la cosiddetta invarianza idraulica, no? Nel senso che un intervento deve essere compatibile idraulicamente col territorio. Però da questo a dire che i consorzi sono un ente pubblico, secondo me è negativo, perché susciterebbe in un potenziale elettore un'ulteriore difficoltà, rifiuto, anche non motivato, però ecco. Mentre la competenza è in termini di pianificazione del territorio è dedicata ai comuni, alle province in parte e alle regioni. Il problema è appunto di mettere insieme tutti questi livelli per poi arrivare a una progettazione che sia efficace nel territorio. Ritorno su quello che avevo anticipato stamattina, approfitto che ho la parola, dicendo che secondo me un obiettivo politico di un movimento che fa dell'ambiente la propria strategia base, insomma, della linea ambientalista, della propria strategia, come mi pare aver registrato un po' in questa occasione, è che bisogna diminuire i livelli di decisione sui temi, però avere contemporaneamente anche la partecipazione dei cittadini nelle decisioni, no? E quindi mettersi come obiettivo politico che la progettazione del territorio deve avere, intanto non deve essere più un obiettivo semplicemente insediativo che governa gli insediamenti, no? Ma deve avere anche in pari peso una valenza idrogeologica, no? Un'importanza, una valenza ecologica, no? Che devono essere contemperate insieme, no? Quindi dal mettere insieme tutti questi strumenti anche disciplinari, in qualche maniera rende il nostro insediamento, la nostra presenza nel territorio molto più sostenibile, perché teniamo conto degli aspetti economici, degli aspetti idrogeologici, che sono l'emergenza che hai citato, no? E anche gli aspetti ecologici, perché tutto il problema dell'inquinamento va affrontato tenendo viva l'efficacia ecologica del fiume e dell'acqua, insomma, della capacità autodepurativa dei fiumi, della rete delle acque, no? Che sostengono le comunità che si sono insediate. Quindi questo secondo me è un elemento che secondo me dovremmo portare nella fase referente all'Assemblea come strategia riguardante l'acqua, insomma. Grazie. Poi lui dopo Non c'è nessun altro prima di me che non ha parlato. Vorrei solo riportare un attimo l'attenzione sull'oggetto acqua.
lui l'ha già fatto prima parlando di agricoltura un po' moderna ma poco attenta all'ambiente. E io lo vorrei riportare in generale sulla zona in cui vivo io, per fare un piccolo esempio di come a volte utilizziamo gli elementi. Allora, sappiamo che ci sono le norme, poi ci sono i piani, ma poi ci sono le opere. Allora, per quanto riguarda le norme, per la piccola esperienza che ho avuto là nel mio territorio, siamo nell'alta pianura veneta, quindi siamo zona a sud di Bassano del Grappa, Cassola, Rossano, quelle zone. Le norme spesso ci sono, perché ho dovuto constatare per esempio che sia il decreto ambiente 152 del 2006, ma sia poi anche i piani provinciali e regionali hanno un quadro d'insieme che è abbastanza rispettoso del problema. Per esempio nella nostra zona il PTCP provinciale prevede una larga zona che sta a sud di Bassano, a sud della Pedemontana, siamo sulla Pedemontana, è considerata non risorgive, zona di ricarica della falda. Allora, la zona di ricarica della falda va protetta in un certo modo, infatti sono vietati esercizi di certo tipo di industrie, per esempio non si possono collocare attività che trattino i rifiuti e così via. In realtà poi cosa succede? Succede che a Cassola, io vivo a Cassola, c'è una discarica di rifiuti speciali. È in costruzione una fabbrica che tratta rifiuti, ci sta passando la Pedemontana a una profondità media di 8 metri, 5-8 metri, che cioè sta lavorando completamente sulla ghiaia, in trincea o galleria, perché hanno dovuto d'altra parte dando i presupposti tracciano una autostrada che passa a 10 metri dalle abitazioni di tutta una via, hanno dovuto per forza fare una cosa, no? Una galleria artificiale, perché altrimenti la gente scoppia. E il risultato è questo, che noi ci troviamo di fronte alla discrasia tra la norma, i piani e poi la oggettività delle opere. Nessuno difende le opere, perché anche per esempio per il piccolo caso in cui abbiamo lottato, siamo arrivati anche al Ministero e non ne abbiamo ancora avuto risposta, il Tribunale ha dichiarato che è tutto in regola, no? Noi abbiamo lottato perché c'è un pozzo che alimenta la parte nord di Rossano Veneto a 200 metri dall'erigenda azienda che tratta i rifiuti e in cui ci sono codici CER molto pericolosi. Questa ditta ha un progetto presentato in regione, alla via l'hanno approvato come tutto in regola e c'è scritto testualmente nel progetto che le acque di lavaggio e le acque di prima pioggia le mandano, e siamo prodotti industriali e quindi anche codici CER particolarmente pericolosi, le mandano in fognatura civile, che è vietato dalla legge. Secondo, le acque di seconda pioggia le mandano nella pubblica fognatura acque bianche, che non esiste. Allora noi abbiamo fatto tutto un discorso, abbiamo presentato in regione un studio di un idrogeologo di valore europeo. Risultato: il Tribunale dice che la regione ha fatto le cose in regola perché la via c'è stata. La via dice che l'acqua non finirà mai nel terreno perché va in pubblica fognatura, le pubbliche fognature non esistono e l'acqua va a finire normalmente nel terreno, perché lo scolo previsto delle acque di quella zona è in una trincea disperdente e in piccoli pozzi perdenti, in alcune piccoli pozzi. Questa è la realtà. Allora, che cosa serve che noi pensiamo all'acqua così teoricamente come bene, se poi non diventerà mai bene perché viene già inquinata
perché voi qui sotto, no? Perché ho sentito parlare tutte persone che vivono qua a Padova, vivono in bassa pianura, noi che carichiamo nell'alta pianura vi diamo giù tutti questi disastri, non so come ve la cavate, voglio dire, possibile che con tutte le considerazioni che sono state fatte sull'alta pianura, che è la ricarica della falda e che va a alimentare tutta la bassa pianura, possibile che non si tenga conto di evitare l'insediamento di questi dannosi... Perfetto. Lucia? Cioè, solo alcune considerazioni, ci sono dei concetti sui quali tutti siamo d'accordo, no? Diciamo, non so, di salvaguardia idrogeologica e così, no? Il problema è poi capire cos'è che vuol dire, no? Perché tutti noi diciamo mettiamo in sicurezza il territorio, no? Come dicevamo una volta, abbiamo detto facciamo energia rinnovabile, no? Poi dopo però cosa c'è dentro in questa definizione? Il problema è tutto là, perché poi sul concetto di base, oppure quando dicono adesso la grande nuova opera diffusa è la salvaguardia idraulica del territorio, io su questo mi sento sempre male, perché onestamente mi domando cosa succederà, perché ecco, può esserci dentro tutto il bene del mondo e può esserci dentro tutto il male del mondo. Con i presupposti che ci sono adesso mi viene da pensare che ci sarà tanto cemento, no? E che andremo a fare, cioè, in linea con questa mentalità che abbiamo sempre avuto, quando magari sono le migliori pratiche dicono che bisognerebbe comprendere dinamiche fluviali, dare spazio ai fiumi, lasciargli il posto di esondare, eccetera, eccetera. Quindi mi piacerebbe che poi riuscissimo anche a scendere un po' più nel dettaglio di quello, perché io non vorrei mai dare il mio assenso a una salvaguardia idraulica del territorio che non condivido, no? Perché funziona, cioè 30 anni fa o 40, no, 30 anni fa in Germania toglievano gli argini, cioè io sono andata, si facevano tutta una cosa che si chiama rinaturazione dei fiumi, per cui toglievano l'argine, lo scombinavano e lo lasciavano fare le sue divagare, eccetera, no? Noi siamo un pochino in ritardo e continuiamo a pensare alla salvaguardia idraulica come argini, spianatura, raddrizzatura. Io parlo per quel che vedo, cioè è chiaro che non posso esportare la mia cosa a tutto, io faccio del mio orticello un esempio e poi gli altri se lo potranno trasporre alle loro situazioni. Allora quando noi arriva il genio civile e dice qua c'è un problema, arrivano con le ruspe, il torrente, che prima era un torrente, diventa una specie di canale a trapezio rovescio e non c'è più un sasso dentro, e questo è il concetto di sistemazione idraulica. Io su questa sistemazione idraulica sono profondamente contraria, no? Ecco, e allora dico, vabbè, bisognerebbe che la direzione è migliorare, no? Non peggiorare sia lo stato dell'acqua proprio come acqua, anche lo stato dei fiumi, non andare a deteriorare ulteriormente. E quindi insomma mi piacerebbe, se devo fare una proposta, dire, è chiaro che non può essere dappertutto la stessa cosa, dove ormai ci ho fatto un quartiere, non credo che posso spostarlo, no? Però ci saranno delle vie intermedie in cui bisogna capire anche, non so, prima il signore diceva una cosa interessante, e poi cerco di... Quando dicevi i serbatoi dell'acqua, no? Allora noi abbiamo, parlo del Piave, concessioni irrigue che esuberano l'acqua che c'è, cioè c'è più acqua concessa di quanta acqua disponibile. E questo è scritto, anche, tant'è che c'era un'ipotesi di rivedere le concessioni irrigue in base alla disponibilità effettiva del Piave, no? Ecco, però cioè in realtà per adesso siamo ancora considerati disponibili il bacino del Vaillant come quantità d'acqua che non c'è più, no? E i nostri bacini montani ovviamente non hanno piacere di diventare una specie di vasca da bagno, certo, a seconda delle esigenze di riva delle pianure, perché magari a noi ci piace avere, visto che ormai ci hanno fatto il lago, ci piacerebbe che rimanesse un lago, perché sennò andiamo tutti via, non possiamo più fare il turismo con un lago che fa così, no? Ecco, quindi dovremo... Anche perché fa l'effetto Vaillant. Sì, no, insomma, di fatto adesso è così, cioè d'estate noi quando abbiamo i turisti, cioè è passato il giorno X, il lago se ne va a irrigare la pianura. Allora è chiaro che il discorso è molto, come si dice, va visto in un'ottica molto grande.
Comunque dicevo io come proposte, dicevo che non so, anche tutte le questioni vanno viste come potrebbe essere basta al consumo di territorio, si può dire anche basta al consumo di acqua in senso nella stessa ottica, cioè abbiamo abbastanza deteriorato tutto, ora cerchiamo di fare cose che non vadano nell'ordine del deterioramento ma nell'ordine del miglioramento, no? E quindi evitiamo di peggiorare ancora. E io ritorno al mio discorso sull'idroelettrico, che facendo in Italia 2000 nuove mini centrali facciamo l'1 per 1000 dell'energia che viene consumata e consumiamo dell'energia complessiva, dell'energia invece elettrica andiamo intorno al 6 per 1000 che fanno. E quindi diciamo che sono opere che bisogna considerare dove vanno fatte, cioè se vanno fatte su un acquedotto, in posti dove diciamo si fa un uso multiplo può andare bene, se dobbiamo andare sull'ultimo torrente di montagna per fare un po' di kilowatt allora conviene veramente pensare al risparmio, a un uso più saggio dell'energia senza sprecarla. Ecco, insomma io magari dopo se c'è da dire altre cose le dico, volevo un attimo... Perfetto, molto bene. Allora, se non sbaglio ti sei iscritto tu per dire qualcosa? Sì, allora. Scusami, ho saltato qualcuno. Perfetto, allora. 1, 2 e 3. Sì, perché poi... Perfetto. Allora. La telecamera. Mi viene un po' di angoscia questa grande cartello che mi guarda, comunque va bene. Sì, allora, sull'efficienza irrigua... L'efficienza irrigua nelle campagne c'è molto da dire, nel senso che con sistemi di irrigazione finanziati dal piano di sviluppo rurale, quindi non dalla Unione Europea ma dalla regione, quindi senza andare a fare carte di anni eccetera, ma direttamente finanziabili dalla regione, è possibile installare sistemi di efficienza irrigua che portano a risparmi anche del 50% di acqua, irrigazione a goccia, per esempio quello che fanno in Israele, con cui hanno trasformato il deserto nel Negev in un giardino. Altrettanto importante, altra cosa finanziata dal piano di sviluppo rurale, che fa parte dei fondi non a gestione diretta dell'Unione Europea ma a gestione delle regioni, quindi diciamo la domanda si fa alla AVEPA, che è l'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura, a cui possono accedere sia aziende agricole che enti pubblici, quindi anche comuni o consorzi di comuni o consorzi di agricoltori, aziende agricole. È possibile, sempre in uno dei canali, diciamo, uno degli obiettivi che si diciamo, prefigge il piano, la lotta, l'adattamento ai cambiamenti climatici, quindi l'adattamento al diverso regime idrologico che c'è nel Veneto. Primissima variazione del regime idrologico è quella dei cosiddetti scravassi, cioè nel senso noi Veneti siamo sempre stati non è che sia cambiata la quantità d'acqua che piove, è che piove in modo diverso. Piove per esempio d'estate 5 minuti fa 20 cm di acqua. Questi 20 cm di acqua non servono assolutamente a niente all'agricoltura, anzi danneggiano la tessitura del terreno e va tutta nei fossi e va tutta all'interno in capo ai consorzi di bonifica che fanno pagare ai consorziati le tasse per sollevarle e per smaltirle. Con invasi pluriaziendali o invasi privati è possibile trattenere quest'acqua, utilizzarla nei 15 giorni successivi per irrigare a bassa pressione, a bassa quantità e a bassa energia mais, orticole e quant'altro, salvando spesso e volentieri la stagione, perché faccio presente 2003, 2007, 2012 sono stati anni in cui si è fatto il 40% di granella di mais, vuol dire che tante aziende se non avevano le sovvenzioni regionali, europee, erano a cartone. Quindi sicuramente efficienza irrigua e invasi, queste sono le mie proposte per l'agricoltura. Altrettanto invasi civili, adesso il Comune di Padova sta portando avanti un progetto che si chiama EcoCurz, che sono per i condomini, sistemi di efficientamento energetico e vabbè, mi sta imparando nell'altra stanza, ma anche per la irrigazione dei giardini per esempio, esistono in commercio dei serbatoi, diciamo, che
forme più artistiche, in cui gli architetti possono divertirsi, ma invasando l'acqua, sempre un esempio, 400 metri quadri di tetto, scroscio di 20 cm, viene fuori qualche metro cubo di acqua, che può essere tranquillamente usato per irrigare il giardino, risparmiando la pompa, magari spingendola a bassa potenza con un fotovoltaico, quindi con basso uso di acqua e di energia. Discutevo prima con il signor Tabea. C'era il consorzio di bonifica Adige Euganeo che ha messo in piedi un sistema che si chiama certificati blu, ha messo in piedi e poi l'ha smontato quindi nessuno ha aderito, comunque si chiamano certificati blu, cioè vengono assegnate delle quote di uso di metri cubi di acqua irrigua alle aziende agricole che se non vengono consumati per intero possono essere rimessi in un mercato, in una sorta di borsa, ed essere acquistati dalle aziende agricole meno virtuose che hanno bisogno di acqua in più di quella che è stata loro assegnata. Un incentivo economico, non finanziario ma economico, premia le aziende monetariamente, le aziende più virtuose che danno un servizio di risparmio di consumo d'acqua e penalizza quelle che sono meno efficienti. Analogamente quello che fanno i certificati bianchi per le emissioni di CO2 di energia. Un piccolo appunto sulla parte montana della regione che è stata la cenerentola della giornata. Per quanto riguarda la produzione di energia idroelettrica sono d'accordissimo. Derivare acqua dai torrenti è una bestemmia, c'è poco da dire. Esiste il sistema di farlo in modo meno impattante. Esistono dei sistemi che si chiamano cocle, cioè viene messa una vite, ce n'è una a Veggiano sul Tesina, in cui c'è un salto di qualche metro, una vite, non si deriva nulla, ma l'acqua è direttamente, l'impianto è dentro l'alveo del fiume, per cui viene semplicemente spostata dalla parte dove c'è la coclea, viene fatta passare all'interno di questo sistema e resta nell'alveo del fiume, senza essere derivata. Addirittura i pesci possono, ed è provato, passare in mezzo alle spire e risalire la corrente quando vogliono. Altro esempio, all'interno di derivazioni di acquedotto, Falcade, comune di Falcade, non so se lo conosce, ha messo in piedi una centralina idroelettrica che sfrutta la BIM, che sfrutta la derivazione dalle sorgenti, salto di 300-400 metri, e ha messo in piedi 500 kW di potenza, che ha consentito a Natale dell'anno scorso di restare con la luce accesa quando molta parte del Bellunese era a secco perché il cavo che portava su dalla pianura si era rotto. Quindi è possibile fare idroelettrico anche senza derivazioni. Altra cosa e anche questo secondo me è una cosa da altra proposta, ecco. Altra cosa vitale, che il territorio montano, in particolare il bellunese, deve trovare un interesse nella manutenzione dei suoi boschi. Bravissimo. Perché attualmente i boschi del bellunese sono in condizioni pietose, rischiosissime e tragiche, ed è una cosa inaccettabile che dall'altra parte del confine in Alto Adige e in Austria i boschi siano tenuti come gioielli, ma non perché sono buoni o perché sono ambientalisti, ma perché si è trovato una giusta equilibrio di gestione, e lì c'è uno standard, una norma europea che si chiama PFC, di gestione sostenibile delle foreste, che fa sì che possano essere sfruttati per filiera energetica, non combustione, ma derivazione di syngas, quindi estrazione di gas che poi va in turbine dalla legna o legno da pregio, per tenere mantenuti i boschi e le opere forestali. Punto. Perfetto. Ottimo, ha arricchito molto. Un attimo Prego. volevo fare, perché poi intanto vi ringrazio, purtroppo io dovrò lasciarvi, ecco, tra un po', perché ho
non sono problemi, anzi sono gioie familiari e bisogna anche lasciare sto... Niente, sì, devo spiegare, nipotini, noi stiamo lavorando per i nostri nipotini, ecco. Niente, io volevo un attimo dire, bellissima giornata, continueremo, siamo qui perché ci crediamo e l'unica cosa che volevo dire è che forse è che effettivamente a tutto c'è un limite, dobbiamo porci, secondo me è un grande slogan, noi dobbiamo incominciare a porci il problema nel senso di dire agli altri a tutto c'è un limite. Pertanto io lo sposerei come uno slogan perché mi sembra che al di fuori non ci siano limiti, eppure lo sappiamo. Allora, a mio avviso, io lascio questo perché io lavoro con l'acqua, sono allagato, lavoro con i sentimenti, ecco, e penso che questi qua faranno la differenza per noi veneti, per noi italiani, per noi europei. Ecco, allora io dico, cominciamo a parlare e dire, c'è un limite? Sì, a tutto c'è un limite. Vi saluto e vi ringrazio. Grazie. Un ottimo slogan. Ciao. No, io ho sentito due interventi, quello della Lucia e quello di Alessandro, ecco, che direi condivido molto, nel senso che come diceva la Lucia, la difesa idrogeologica è necessario che sia compatibile proprio con la qualità dei fiumi e dell'ambiente, perché spesso a seguito anche di alluvioni o di qualche altro intervento praticamente vediamo questi torrenti di montagna che vengono cementificati, vengono praticamente stravolti completamente dal suo essere originario. Per che cosa poi? Perché magari poi alla prossima pioggia intensa i sassi che vengono messi vengono portati via e ci accorgiamo che invece le murature vecchie fatte dai nostri bisnonni reggono ancora. Allora forse ci dobbiamo interrogare anche su queste cose. E un'altra cosa sui boschi e sulla montagna. Parlavo 15 giorni fa con un anziano che ha ormai più di 90 anni e mi diceva questo che mi ha molto colpito: andate avanti pure con le ruspe, ma ricordatevi che se non mettete a posto anche le murette che ci sono in montagna, continuerà a franare tutto, perché noi una volta quando coltivavamo la montagna eravamo forse più poveri, però appena arrivavano anche allora, detto piogge intense, poi forse la quantità era ben diversa, c'erano dei piccoli smottamenti, andavamo subito, mettevamo delle murette, facevamo degli orti e sistemavamo così. Adesso si va in montagna, come dicevi tu, sentieri non ce ne sono più, sono tutti pieni di rovi, foglie, cioè, e neppure il terreno assorbe più la pioggia, perché praticamente si formano delle valanghe di materiali che arrivano poi nei torrenti, perché le montagne sono fatte così, questi torrenti poi arrivano, ovviamente buttano tutta l'acqua nella pianura. Quindi se non andiamo all'origine a salvaguardare diciamo da dove parte l'acqua, ovviamente quando poi arriva in pianura continuerà a fare dei disastri. Quindi bisogna che troviamo anche noi degli strumenti per la difesa dei boschi, e adesso io non ho neanch'io idea di come fare, però è una necessità che dobbiamo avere, perché nel bellunese effettivamente ormai i boschi sono, cioè io sono andata nella zona dove vivo ed effettivamente sui sentieri rischio anche di perdermi perché le rovi sono più alte di me, insomma, quindi sono più alte del 1,50 m. Quindi ovviamente l'abbandono della montagna ha anche effetti ovviamente dannosi sul territorio, perché non vivendola più la gente non la cura neanche più, però è una responsabilità insomma di tutti. Perfetto. Luca, allora io provo a sintetizzare al massimo perché voglio lasciare spazio a tutti. Allora, sposo lo slogan, innanzitutto a tutto c'è un limite, perché è la base di partenza per far sì che ci sia un'economia che sia vera economia e non un'economia finanziarizzata, no? Finta, come si parlava prima. Allora, io direi i no che dobbiamo dire. Io direi che i no sono prima di tutto la finanziarizzazione anche occulta del bene acqua.
Io quando sento parlare di grandi disponibilità finanziarie date dall'Europa per mettere a posto il territorio, porta pazienza, ma è una critica che faccio, questa mi sembra capire proposta che hai messo tu prima. Mi sembra di vedere il grande montagna di soldi che arriva e i soliti appetiti che vanno a cercare di facendo in modo che chi gestisce questi soldi siano l'unione dei comuni. Cosa vuol dire? Vuol dire che il cittadino conta sempre meno, perché l'unione dei comuni, io sono stato nell'unione del mio comune, i sindaci decidono la politica senza neanche passare attraverso un'approvazione o conoscenza da parte dei cittadini di quello che fa l'unione dei comuni. Già nei comuni grossi è difficile capire cosa fa, quali sono le decisioni strategiche. Nel momento in cui si fanno le unioni, le città metropolitane, è un modo per espropriare la democrazia ai cittadini. Lo è stato per l'acqua, con i gestori dell'acqua. Io parlo per me perché noi avevamo un consorzio pubblico, di ente di diritto pubblico che funzionava benissimo, aveva utili, avevamo una tariffa bassissima, è stato imposto di distruggerlo, la tariffa è semplicemente raddoppiata, il risultato si fanno meno investimenti e meno controllo sugli investimenti. Questa è la realtà di queste grandi opere, dove bisogna fare più grande è meglio è, perché qualcuno ci guadagna molto di più. Quindi la mia proposta è quella di dire sia un progetto di un piano del governo delle acque, però partecipato. Un progetto che parli da qua a 20-30 anni, che comprenda il risanamento dei boschi. Non so se sapete, ma Monaco di Baviera, il comune di Monaco, paga i contadini e gli allevatori che ci sono a monte dove ci sono le falde acquifere perché mantengano il territorio. E questo gli permetterà, secondo il progetto, di avere fra 10 anni l'acqua senza bisogno della depurazione iniziale, quella per farla diventare potabile. Questo è successo anche a New York, quindi sono grandi investimenti, questi sì, che però vanno nel territorio. Quindi io direi la gestione partecipata, dove si deve coinvolgere, e qui credo che si ritorna al discorso delle relazioni, dove le persone, i cittadini devono essere coinvolti, ma in una costruzione della partecipazione, perché non è quella di dire sì o no a una cosa, ma quella di dire ci sono questi fondi a disposizione, come li utilizziamo? Abbiamo 4 proposte, siamo aperti a discuterle con i cittadini, perché altrimenti ci troveremo ancora alla devastazione del territorio decisa da qualcun altro, che sia il consorzio di bonifica che è fuori da ogni controllo, che sia perché ci sono i fondi europei che li gestisce la regione. Non c'è la partecipazione, vuol dire che non è una democrazia che funziona, vuol dire il territorio sarà sempre definito come una risorsa da sfruttare per qualcuno. Questo credo che sia una delle cose da fare, cioè un piano di governo, non di gestione, di governo delle acque. Se l'agricoltura è impostata in un certo modo e è cambiato il clima, io credo che dovrà cambiare l'agricoltura. Dovremmo fare dei lavori sul territorio, ma noi dovremmo adattarci al cambiamento climatico. Non possiamo permetterci di fare muri e canali in modo da adattare il clima o il territorio alle esigenze dell'agricoltura, che è diventata un'agricoltura che non è al servizio delle persone, ma è al servizio del commercio, perché il mais, come si diceva prima, non serve per dar da mangiare alle persone, ma serve per dar da mangiare ai grandi allevatori e agli animali, che sappiamo bene il risultato è un inquinamento devastante del territorio. Ecco, questa come prima proposta. Un'altra proposta che potrebbe essere messa in campo a livello di regione sarebbe un grande piano del recupero delle acque piovane. Se noi riusciamo, io ne ho sentito parlare di una cosa che hanno fatto a Bruxelles, che sembra, dagli studi che hanno fatto, che nella città, recuperando le acque piovane, c'è la diminuzione del 55% dell'acqua che va in fognatura. Quindi potrebbe essere, io ho questi dati, mi sembrava già impossibile il 55%, se tu mi dici che anche di più, mi fa piacere che questa cosa
potrebbe diventare un sistema per evitare anche il dissesto idrogeologico, vero? Perché sappiamo bene che, e dopo imporre nel momento in cui, spero che non si facciano più, anche dei grossi centri di urbanizzazione, che si preveda sia il recupero delle acque piovane ma anche lo scolo di terreni non cementificati o asfaltati, ma che permettono la permeabilizzazione dell'acqua. Ecco, io mi fermo qui, ci sarebbero mille cose da dire, però insomma penso che sia giusto fare posto a tutti gli altri. Sì. La stavo guardando se c'era qualcuno che non era ancora intervenuto finora. Prego, vai. Allora io aggiungo altri 2 punti e poi sto zitto. No, nel senso che allora sulla progettazione del territorio ho già detto prima, no, che comunque condividendo questa lettura che ho appena rifatto, comunque dobbiamo nella progettazione del territorio dobbiamo mettere diverse discipline oltre che la partecipazione della gente. Cioè non possiamo più lasciare che architetti, ingegneri, urbanisti o insomma o agronomi, esperti lavorino per settori separati, perché il territorio è un tutt'uno, quindi i vari piani devono concepire funzioni e valenze diverse, separando le cose non si risolvono i problemi, quindi perché la città crea l'inquinamento e quindi non risolviamo l'inquinamento delle acque solo facendo i depuratori e via dicendo. Quindi questo è un concetto che ribadisco, che ho già detto prima, però credo sia un elemento politico importante da porre nell'assemblea di un movimento appunto che ha come l'ambiente ispiratore, l'ispirazione di base. Secondo, d'accordo, ci vuole anche un piano agricolo, ci vuole il coraggio di affrontare appunto le cose impossibili che l'agricoltura di oggi ha fatto, no? Questo vuol dire anche, per esempio, affrontare il problema delle piogge, no? del recupero delle acque piovane, per esempio rivitalizzando tutta la rete dei fossi, dei fossati, delle zone umide che abbiamo nel nostro territorio, le risorgive e via dicendo, possiamo in qualche maniera contemperare molto questi sbalzi che ci crea il clima, che appunto sono conseguenza del nostro vivere sulla biosfera, e anche avere il coraggio di dire che agli agricoltori, che sono una componente politica fortissima in questo territorio, di dire cosa produrre, perché se produci il grano che sappiamo ha bisogno di quella immane quantità d'acqua per essere cresciuto, se lo fai per fare cibo è un discorso, ma se lo fai per fare gli oli da bruciare oppure fare le biomasse da bruciare è un'altra cosa. E quindi andare per vocazioni del territorio, no? Se l'alta fascia del Veneto è la zona vocata appunto al rimpingo delle falde agricole per conservare l'acqua e via dicendo, ci saranno delle culture più vocate per questo territorio. Penso per esempio all'esempio dell'area del quartiere della Piave, no? che ancora, su cui ancora sopravvive il segno della bonifica benedettina dell'Alto Medioevo, dove ci sono delle produzioni di legname che sono incredibili dal punto di vista, adesso non in termini quantitativi, ma in termini anche di paesaggio, ma che potrebbero essere come modulo diffuso in tutta l'alta pianura e creare anche per esempio materiale, legname da arte, e quindi sviluppare un'industria che sia conseguente della vocazione di quell'ambiente, no? Altro punto, riporto qui in questa sede uno dei dilemmi più grossi che gli idraulici
come il professor Del Paus diffondono nelle loro iniziative e che è giusto che dobbiamo pensare. I fiumi alpini come il Brenta e il Piave hanno un grosso problema, no? Dal 66 in poi la famosa commissione Marchi ha messo in evidenza a nudo la crisi idraulica di questi fiumi, no? E quindi in qualche maniera dobbiamo pensare anche a un progetto che può far fronte con quegli riferimenti della Italia sicura, no? a mettere sicuro gran parte della pianura del Veneto. L'obiettivo sarà quello di fare la cosa più sostenibile, meno impattante possibile, in maniera da garantire da una possibile alluvione come quella del 66 del Piave, però insomma dobbiamo pensarci, perché una cosa appunto sono i fiumi della bassa pianura, i fiumi di risorgiva, e i fiumi invece alpini hanno un grosso problema che dobbiamo affrontare. Naturalmente tutto il discorso della gestione economica e anche ambientale dei boschi è legata a questo, no? I boschi del Bellunese, no? Sappiamo che un bosco trattiene acqua 10 volte di più che un territorio, diciamo, nudo o a prato, quindi dobbiamo creare massima efficienza per questi ambienti, perché poi appunto evitano o quantomeno riducono la cosa. Devo dire però onestamente che le discipline forestali e ambientali del Veneto sono all'avanguardia su questa cosa. La selvicoltura naturalistica che si applica in tutto il mondo adesso è nata qui nel Veneto, voglio dire, dalla nostra università, dalle nostre conoscenze, quindi siamo all'avanguardia da questo punto e forse abbiamo più esperienza anche da poter esportare in altre situazioni. Si applica già la gestione dei torrenti, però certo i problemi di grosse frane come quelle che c'è sull'Alpago o nel Vicentino, voglio dire, sono problemi che vanno affrontati anche con altri strumenti che sono quelli per esempio della correzione delle distorsioni urbanistiche, cioè non possiamo più edificare in certe zone, dobbiamo spostare quelle realtà urbane che sono state create anche inconsapevolmente in zone critiche, le dobbiamo proprio in qualche maniera spostare. Dovevamo spostare le case che sono costruite dentro gli alberi dei fiumi, cioè sono tante piccole cose che però ci aiutano a riformare delle strutture che abbiamo ricevuto, voglio dire, anche dalla nostra storia di questa gente sul Veneto, insomma. Però il problema di affrontare come gestire il Piave e la sua potente voglio dire, forza, certo non è con quel progetto che abbiamo contestato. Io parlo perché in quegli anni ho fatto varie conferenze insieme ad altri sul progetto che aveva in mente la Regione di fare un grande canale all'interno fra Nervesa e quindi mi ricordo come l'abbiamo contestato e per fortuna è andato nel cassetto, però non è certo la soluzione che propongono i cavatori, dire scaviamo il fiume così gli lasciamo spazio dentro, non è quello, anzi quello crea un po' dei contraccolpi sulle opere pubbliche che ci sono, quindi sui ponti, sulle rive, cioè è un problema molto e comunque non risolve per esempio il problema ecologico, perché anche il Piave ha la sua dose di inquinamento che sicuramente una soluzione semplicemente idraulica non risolve. Grazie. Sono altri interventi? Perfetto, sì, scusami, perdone.
Allora, io volevo solo ricordare il discorso in città e vorrei aggiungere fra i no, che secondo me è molto importante, io vorrei aggiungere no al profitto sull'acqua, no ai profitti sull'acqua, come del resto ha stabilito il referendum. E quindi, perché poi insomma dobbiamo convincerci che il profitto è proprio quell'elemento che riduce, diciamo, che poi incide su tutto quello che abbiamo detto fino adesso, no? Perché è il profitto che porta a considerare l'acqua come una merce, no? E quindi porta a disincentivare il risparmio, perché dobbiamo consumare sempre di più, porta a inquinare, perché inquinare è sempre la strada più facile e anche meno costosa, e porta quindi a non investire invece in queste opere di difesa del territorio di cui poi sentiamo la mancanza quando poi l'acqua è troppa, no? E quindi io aggiungerei appunto a questo punto no al profitto sull'acqua, estendiamo la campagna, togliamo il profitto che ci hanno uscito dalla porta, ci hanno fatto rientrare dalla finestra, estendiamo la campagna di autoriduzione che è un sistema appunto, è una forma di lotta contro proprio la mercificazione dell'acqua e anche che serve, secondo noi, secondo la nostra esperienza, serve anche a far maturare nel cittadino, nell'utente, la consapevolezza che può incidere in qualche maniera nelle scelte anche delle amministrazioni, no? Le scelte che sfuggono, e appunto è un elemento che può riportare anche il cittadino a farsi protagonista, insomma, no? E quindi anche a richiedere, per esempio, che vengano fatte le fognature, che vengano depurati gli scarichi fognari, cose che in questo momento insomma, è lasciata sempre molto, molto come ultima cosa, no? E che poi si ripercuote poi nell'inquinamento delle acque, eccetera, eccetera. Basta, ho finito. Posso una spiegazione proprio ai comitati sui profitti? Cioè, allora, se diciamo con profitto si intende speculazione, io sono d'accordissimo con voi. Se diciamo però, cioè, chi mi fornisce l'acqua, la depura, la bonifica, nel senso quando è troppo, mi offre un servizio. Offre un servizio. Offre un servizio, perché chiaramente, cioè, se non ci fossero questi enti, come per esempio, per esempio come i consorzi di bonifica, che non sono enti, che sono enti di che ti danno l'acqua in casa, oppure i gestori del servizio integrato, che comunque prendono l'acqua da Nuovo Ledo, me la portano a Padova, la depurano, eccetera. Questi mi fanno un servizio. Quindi, allora, ripeto, ma infatti noi paghiamo, lo pagano cioè paghiamo i costi noi li paghiamo tutti, e anche i costi degli investimenti che vengono fatti noi li paghiamo in bolletta. Quello che non vogliamo pagare è la remunerazione del capitale, è il profitto, cioè quello che poi viene diviso fra i soci alla fine dell'anno, insomma, il dividendo, no? Così. Oppure che viene dato ai comuni come... Aggiungo solo così. Allora Alessandro ci conclude. Allora, così giusto per comprendere questa cosa, che non stiamo parlando di cose campate in aria. La tariffa dell'acqua si componeva, lo dicevo prima, di 3 voci: costi del servizio, costi di esercizio, tutti i costi, ok? Che sostiene il gestore, costi di investimento, che come tutti sanno sono il costo del denaro che tu prendi a prestito quando fai investimento, e questa terza voce, che esisteva in base al decreto ministeriale 96, poi dopo cancellato, remunerazione del capitale investito dal gestore. È questa che per il decreto del 96, cioè non era il decreto che stabiliva questo, era il secondo quesito, quindi l'articolo 154 del decreto legislativo 152/2006, secondo comma, quello che abbiamo cancellato con il secondo quesito. Decreto ministeriale del 96
affermava invece che quantificava questa remunerazione, no? E diceva appunto che i gestori avevano diritto al 7%, capito? Garantito? Minimo. Si partiva da lì. Quindi praticamente ti dava una remuneratività l'investimento nell'acqua garantito al 7%, che poi questo 7% aveva una ricaduta in bolletta che andava ben oltre, perché poi dopo lo devi commisurare ai volumi d'acqua, giusto, che il gestore offriva, e quindi alla fine aveva una ricaduta che abbiamo calcolato oscillava tra il 15 e oggi siamo al 21%, come dicevamo prima. È stata questa terza voce cancellata, quindi non è vero che il gestore non può dalla bolletta, quindi dalla tariffa dell'acqua, risarcirsi tra virgolette di tutti i costi che sostiene, tant'è che noi sosteniamo che se vogliamo applicare il referendum, e questa è la nostra proposta, occorra ripubblicizzare. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tu devi gestire una azienda speciale consortile, come la chiamiamo, di diritto pubblico, un po' sulla falsariga. L'unico esempio in Italia è quello che è stato realizzato a Napoli, di cui è da presidente Ugo Mattei, che poi è stato in vicenda ancora non completata, per la verità, nella quale appunto si dovrebbe arrivare al pareggio di bilancio senza utili, perché sull'acqua appunto non si fanno gli utili. Ma questo non vuol dire che non si debbano recuperare i costi in tariffa, non so se è chiaro questo. Ecco. E per cui noi che cosa diciamo? Che laddove esistono concessioni in scadenza, vedi per esempio il prossimo anno Abano Terme, ok? Ecco, là si incomincia a ragionare appunto che la concessione, anziché essere rinnovata ad SPA, che come ripeto, pubbliche e private o miste, perseguono comunque il profitto, altrimenti non si chiamerebbero SPA, ok? Allora ecco che in quei casi si realizzi appunto una concessione attraverso un ente che si chiama azienda speciale. Laddove invece, come a Padova, in tutti i comuni, ecco, dove ancora c'è una concessione lunghissima di Acegas, APS, AMGA, Gruppo ERA, che in quel caso, per parafrasare sapete che il sindaco Bitonci, notizia, no, che era sul Mattino di 3-4 giorni fa, ha dichiarato di voler porre in vendita 1.400.000 azioni del gruppo ERA, di cui è proprietario il comune di Padova, a seguito della fusione del 2012 con ERA, quelle escluse, quelle fuori dal patto di sindacato di blocco, no, di sindacato di blocco. Sono con la vendita di queste azioni pensa di realizzare 25-26 milioni di euro con i quali tappare i buchi, sappiamo già. Allora, il problema qual è? È proprio questo. In queste situazioni che vanno nella direzione esattamente opposta ai referendum, che era appunto per la ripubblicizzazione, qua invece si consegnano ancora ulteriori fette di gestione al mercato, al privato, va bene? Ecco che in questi casi noi dobbiamo cominciare a porre la questione dello scorporo, vale a dire scorporare il servizio idrico da queste multi-utility, che fanno altre cose ma non certamente gli interessi delle comunità che dicono di servire. È chiaro? Però a monte di tutto questo c'è la battaglia, come diceva prima Patrizia, la battaglia del profitto, vale a dire noi possiamo tutti fare qualcosa, come dire, in prima persona per togliere il profitto, perché l'acqua non continui a essere una merce, perché finché ci sarà profitto sull'acqua, fra l'altro, ci sarà qualcuno che ti minaccerà se tu non paghi la bolletta. Il fenomeno degli slacci, cari signori,
lo conoscete, è una cosa che in questi ultimi mesi, anni, sta diventando una piaga, una tragedia nel nostro paese. I gestori, vedi, Acea, Roma, Altra, multi-utility, perché sono tutte quante, come dire, una parte di pubblico c'è. Perché c'è sempre una parte di pubblico? Perché con la parte di pubblico come dire, si coprono, ecco, mentre i profitti sanno già dove andare, nella parte privata, capite? E allora è questo il fenomeno degli slacci. Perché esiste? Io ti tolgo l'acqua perché non paghi e non mi permetti dunque di fare utili su quella bolletta che paghi. Scusa, si slacciano se non pagano la bolletta? E certo, siamo arrivati a questo, e vi dico di più. Tre giorni fa dovrebbe essere un diritto universale. allora, e tutti dovrebbero avere, come ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tutti devono avere diritto a accesso a un quantitativo minimo vitale giornaliero. Bene, il nostro governo, sapete che cosa ha fatto? Ha tagliato in sede di conversione del decreto ultimo l'articolo 26 che assicurava appunto il non taglio dell'acqua in caso di morosità. Morosità la chiamano, sapete come? Incolpevole, capite? Però ecco, è sparita questa norma, ma pensate un po', questo che cosa vuol dire? Autorizzerà i gestori in caso di morosità incolpevole. Che cosa vuol dire? Che uno massacrato dalla crisi non riesce a pagare, bene, tu non hai diritto più a bere, non dico a lavarti, a bere. Ma pensate in che mondo, in che paese viviamo? Cioè questa è una cosa indecente nei confronti della quale dovremmo tutti come minimo ribellarci. E allora ecco che, capite, questo problema ti riporta subito all'alto, quello del profitto, perché ma non se ne esce solo se tu liberi l'acqua, i beni comuni. Ricordiamoci che non c'è solo l'acqua, che il primo quesito referendario afferiva. Ecco, se noi non svincoliamo il profitto da questi beni, dal governo di questi beni, da questa storia non ne usciamo, e non usciamo nemmeno da tutti i gravi problemi che non solo in questa sala ma anche nell'altra, capite, si stanno appunto discutendo. E quindi bisogna anche dire tra i no, aggiungiamo anche no a tutti i processi di privatizzazione che sono nella spending review, decreto sblocca Italia come è stato chiamato, e legge di stabilità. Aggiungo solo una cosa, l'articolo 5 del decreto Lupi, non so se ve lo ricordate, sulla casa, va bene, che cosa faceva? Praticamente impediva per decreto l'accesso all'acqua a coloro che occupavano una casa. Vero, vi ricordate? Esatto. Non ti attaccano nella corrente nell'acqua. Nell'acqua, cioè se tu sei costretto e voi non è che dovete pensare al marocchino che necessariamente, no? Perché poi dopo, vabbè, lasciamo perdere. Chiudo questo discorso. Ma ci sono famiglie intere che sono costrette a occupare una casa. No? Bene, a queste persone viene negato dal governo per decreto il diritto all'acqua e agli altri servizi di base. Ditemi voi se questa non è una cosa indecente. Allora noi cittadini, noi comitati, associazioni, dobbiamo, come dire, assumere queste questioni e veicolarle. Noi lo facciamo a partire da questa nostra campagna di autoriduzione. Ecco perché invitiamo anche gli altri comitati e le altre associazioni, spero che questa venga portata in aula, no, a assumere in prima persona questa battaglia. Grazie. Volevi fare una precisazione? Un minuto sì. Prego. Allungare perché allora innanzitutto io volevo ricordare che nello Statuto del Veneto all'articolo 8 è riconosciuto il diritto umano all'acqua, unica regione in Europa. È stata una svista probabilmente, questo è stato no, ma è stato il lavoro dei comitati. Veneto a suo tempo, quando c'è stato tutto il discorso
della scrittura dello statuto, noi abbiamo inviato le nostre proposte, fra cui c'era il riconoscimento del diritto all'acqua. Poi, essendoci stata lo statuto della regione del Veneto, è l'unica regione, credo, in Europa che ha riconosciuto il diritto umano universale. Non il diritto universale all'acqua è riconosciuto, quindi abbiamo di più. Cosa che Questa l'Europa non ha voluto. sulla costituzionalizzazione del diritto all'acqua che porterà, se si farà, un'altra norma irrispettata della nostra Costituzione. Ecco, tutto questo per dire che abbiamo anche una base giuridica su cui lavorare, insomma non è che sia una cosa da poco in uno statuto avere. Ma dopo tutto il discorso anche della gestione dell'acqua attraverso queste società private, di diritto privato, perché sono società di diritto privato. I gestori che dicono pubblici hanno il capitale dei comuni, quindi dei cittadini, però giuridicamente sono soggetti di diritto privato. Come primo scopo hanno quello di fare i soci. Cioè nel momento in cui dovessero decidere se scegliere dobbiamo riconoscere il diritto all'acqua o dobbiamo fare i soci, viene prima di fare i soci. Cioè io devo rispettare, ma non è così scontato sapere queste cose. Cioè diventa obbligatorio da parte dei comuni, e questo vuol dire alla fine che non sono più i comuni che gestiscono, che decidono la politica sull'acqua, ma sono i gestori che decidono la politica dei comuni. E tornando al discorso di prima dell'espropriazione della democrazia, delle relazioni e di quello che significa la prossimità, la democrazia di prossimità che c'era col sindaco, con l'assessore locale, non c'è più. Se voi dovete contestare qualcosa al gestore, provateci. Io vivo a Verona, il nostro gestore, per dire, ha stabilito che non si faranno mai i distacchi dell'acqua. E questo è stato un accordo perché noi siamo riusciti a fare il comitato degli utenti, è stato riconosciuto al comitato acqua una specie di, noi non avevamo diritto di partecipare in questo comitato perché ci vanno i portatori di interesse. Ricordiamoci che i portatori di interesse non sono i cittadini, ma sono coloro che hanno l'interesse, chi più grande ha più interesse ha più potere. Quindi può essere Legambiente, può essere il sindacato, ma io cittadino normale non potrei partecipare. Noi abbiamo fatto una forzatura e ci è stata riconosciuta questa rappresentanza e siamo riusciti 4 mesi fa a far passare questa proposta dove non ci possono essere i distacchi dell'acqua anche per cittadini morosi. Hanno trovato l'escamotage, cioè si è creato un fondo di solidarietà che paghiamo sempre noi cittadini, un accantonamento che viene usato per chi lo paga. Però è anche vero che da noi, bene o male, sulla depurazione noi non abbiamo mai pagato, chi non ha la depurazione non ha mai pagato da subito. Cioè, sì, dopo adesso sta avvenendo tutta una storia e qua si parla della finanziarizzazione occulta, no? Non so se lo sapete, ma nel Veneto è nata Viveracque, che è diciamo, il braccio operativo finanziario, prima era degli gestori Verona e Vicenza, poi è diventato di parecchi gestori, fra cui uno di quelli di Vicenza, possono partecipare solo le società in house, cioè quelle gestite con capitale pubblico e dove i comuni sono i soci. Per dirti, Acegas, APS non può entrare perché è un soggetto privato, una SPA è un soggetto privato. Questa cosa ha fatto sì che chi decide gli acquisti è questa società che chiamiamo braccio operativo, però se voi andate a chiedere ai sindaci chi è, nessuno lo sa, perché queste decisioni vengono prese ancora al di sopra del gestore. Posso chiederti di ripetere di Veracqua? Non ti ho allora, lo chiamano il braccio operativo finanziario dei soggetti in house, gestori, che sono sì, è una società consortile anche questa, dove teoricamente da pagare alla fine. No, nessuno prende lo stipendio, però è strano, perché è stata fatta per gestire tutti gli acquisti. Allora, gli acquisti hanno cominciato con l'energia elettrica dicendo abbiamo fatto l'acquisto di un'energia elettrica a basso costo. Nessuno ti dice da dove proviene. Può essere un'energia nucleare francese,
può essere prodotta da qualcosa. Adesso il mercato dell'energia è spaventoso, chi ci capisce qualcosa è bravo. Comunque questo è diventato chi decide le operazioni finanziarie dei gestori. Adesso sono riusciti a fare ad avere il prestito dalla Banca Europea degli Investimenti, sembra tutto bello, è un'operazione finanziaria bellissima, però è un'operazione finanziaria, non è più un'operazione che garantisce i diritti alle persone, ma è un'operazione che dice per 20 anni mi indebito con la Banca Europea degli Investimenti, che all'ultimo rapporto della Banca Centrale Europea, della Banca Centrale Europea ha stabilito che la Banca Europea degli Investimenti è una delle banche meno trasparenti d'Europa, perché non si capisce bene come funziona fino alla fine, e anche lì ci indebiteremo per 20 anni, 30 anni, avremo gli investimenti i soldi per fare gli investimenti, però nessuno sa come sono composti i fondi su cui si andrà a investire o dove saranno presi. Abbiamo chiesto con un esperto di finanza di avere gli allegati dove si vedeva come era composto il fondo del prestito, non ce li hanno dati perché non sanno neanche loro che cosa sono. È un modo occulto di andare verso un sistema di esproprio di democrazia dei cittadini e di forma di, come si dice e abbiamo sempre detto, andare da quello che era la funzione dei comuni, cioè garantire i diritti ai cittadini, alla garanzia dei bisogni se tu hai un reddito per pagarli. Cioè il bisogno e il diritto sono due cose diverse. Il diritto è quello che viene garantito attraverso la collettività. Io ti garantisco di andare a scuola perché tutti paghiamo le tasse e usiamo le tasse per costruire le scuole per permettere a chi non può di avere il diritto all'istruzione. Il diritto all'acqua è la stessa cosa. Quando era un diritto pubblico, cioè gestito da enti di diritto pubblico, avevamo l'obbligo di garantire l'acqua anche a chi era indigente. Perché? Perché sappiamo bene che una persona, e perché hanno fatto gli acquedotti, una persona che vive senza acqua, non si lava, può essere infettiva, può ammalarsi, e anche se sei ricco ti ammali lo stesso se questa persona. Questo era il discorso che è stato fatto quando ha fatto gli acquedotti pubblici. Gli acquedotti pubblici sono stati fatti perché quando c'è stata la grande urbanizzazione dovuta alla rivoluzione industriale, tutta la gente che veniva per andare a lavorare in questi posti di grande aggregazione, che erano le fabbriche, no? Venivano, ma non avevano la cultura di lavarsi tutti i giorni o ogni altro giorno. Quindi erano sporchi, ci si ammalava e ammalavano tutti. Allora qualcuno ha pensato facciamo gli acquedotti privati. Questo è stato fatto, ma uno che non aveva soldi non poteva pagare. Allora la grande decisione di un governo che non era certo comunista o di sinistra era il governo Giolitti di fare gli acquedotti pubblici, perché garantivano la salute pubblica. Allora l'acqua è un diritto nel momento in cui io come collettività la garantisco a tutti. E ricordiamoci che queste sono le funzioni delle istituzioni. Il comune, la regione, la provincia, lo Stato ha il dovere di garantire i diritti ai cittadini, non di fare cassa o affari con i beni comuni, tra cui l'acqua. Io lo ricordo perché credo che sia una chiave anche questa di lettura di come si espleta un diritto o come non lo si fa. I comuni fanno cassa, non dovere fare cassa, se consumi poco paghi di più, se inquini paghi di più, se devo pagare il manager, come da noi il direttore di Acque Veronesi si è scoperto prendeva 242.000 euro all'anno, quando 5 anni prima ne prendeva 70. Se non è questo un modo di garantire ai partiti la loro riproduzione. Perfetto, allora passatevi un attimo la cosina, l'aggeggio. Quando parliamo di acqua, parliamo del ciclo dell'acqua, tutte le risorse dell'acqua, compresa quella profonda, compresa quella termale, compresa, quindi tutte le riflessioni vanno fatte anche tenendo conto di tutto questo. No, allora prendo la parola perché come tempistica credo dobbiamo arrivare un po' alla chiusura. Adesso mi diceva Don Albino che vorremmo un po' anticipare anche la plenaria per vedere se poi ci sono degli ulteriori sviluppi, quindi andrei un po' alle conclusioni. Sarebbe stato bello secondo me approfondire alcune questioni che erano state sollevate, tipo la questione della sistemazione del territorio, della regimazione
dei corsi d'acqua e di come invece si potrebbe, come dire, pensare a una sistemazione del territorio anche sotto il profilo appunto del dissesto idrogeologico, tenendo insieme la questione della montagna, quindi delle pendici montane, dei boschi, del rimboschimento eccetera, poi con quella che è l'idrografia vera e propria, cioè di quella che è la conformazione che abbiamo dato ai nostri corsi d'acqua poi nei secoli. Quindi c'è stato un periodo in cui abbiamo deciso, le comunità hanno deciso, le collettività hanno più o meno deciso, anche lì sotto una certa guida politica, di regimentare i corsi d'acqua per dare più spazio possibile all'agricoltura, ai centri urbani eccetera, ma questo vorrà dire sacrificare i fiumi dentro alvei molto stretti con argini che, come dire, costringevano il fiume nell'alveo attivo in regime ordinario, e però qua ci sono anche le piene, no? I fenomeni di piena come li conteniamo? Allora c'è tutto il discorso dei bacini di laminazione, di come farli, di dove farli, se farli in montagna, se farli in alta pianura, se farli in pianura, eccetera, eccetera. Quindi è una questione che verte proprio tematiche di carattere idraulico, e quindi gli esperti potrebbero essere d'ausilio, anche se poi, come dire, l'esperto va sempre regimentato dentro la logica della politica e quindi dell'interesse generale dei cittadini, perché sennò gli esperti partono anche molto facilmente per la tangente, quindi no, devono essere sempre anche loro riportati dentro un alveo di ragione, dentro un alveo di considerazioni, di valutazioni generali e di opportunità quindi politica. Io credo che se vogliamo andare a un'estremissima sintesi della questione e poi si vada a quello che si diceva prima, ci sono molti problemi di carattere, se vogliamo, come si può dire, tecnico, idraulico, o comunque anche, come dire, legato all'uso del bene acqua sotto i suoi vari aspetti, però se appunto vogliamo andare all'osso della faccenda poi ci rendiamo conto che tutto verte poi sul nodo politico della faccenda, della questione, nel senso che tutti i problemi potrebbero avere delle soluzioni, ne abbiamo anche prospettate moltissime. Secondo me una persona, come si può dire, dotata di normale intelligenza e soprattutto però informata al criterio del buon padre di famiglia, chiamiamolo così, cioè di colui che cerca per la propria comunità la condizione migliore, sono tutte questioni che si possono risolvere. Il nodo dov'è? È nella politica. Cioè la politica ha abdicato al suo ruolo fondamentale, che è un ruolo proprio, che è quello di gestire il governo ai fini dell'interesse collettivo, quindi ai fini del bene di tutti, e se invece venduta a degli interessi che sono specifici, che sono particolari e che sono progressivamente sempre più speculativi e finanziari. Allora se fino a 30 anni fa, forse anche 40, il capitale era un capitale industriale, era un capitale che si basava specialmente in Italia, no? sulla produzione industriale, sulla manifattura eccetera, quindi sullo sfruttamento del lavoro. Oggi vediamo che il capitale si sposta sempre di più invece verso lo sfruttamento speculativo, cioè quello finanziario, e questo implica tutta una serie di ricadute in tutti i campi, compreso quello di cui stiamo parlando nello specifico, cioè quello dell'acqua. Allora, si ricordava prima che l'acqua è un bene primario e di fondamentale importanza, non solo per l'essere umano ma per l'ecosistema nel suo insieme. Per l'essere umano, per la collettività umana, l'uso dell'acqua, la dimensione pubblica dell'acqua afferisce tutta quella che è la dimensione delle ricadute sociali che questo ha. E allora, se noi vogliamo garantire una società coesa e soprattutto che fa fronte, come dire, ai suoi reali bisogni, dobbiamo garantire che l'acqua rimanga vista come una risorsa pubblica sulla quale non si può in nessun modo, in nessuna forma creare speculazione, creare business, creare interesse, perché nel momento in cui noi vediamo l'acqua come una merce qualsiasi, ed è lì il meccanismo, il passaggio tra bene comune, bene collettivo e, come dire, qualcosa che aspetta a tutti, a qualcosa che può essere mercificato e quindi privatizzato, può ricadere sotto la sfera dello sfruttamento economico e finanziario. Quindi vuol dire aprire la finestra a questi margini impropri di profitto che servono a remunerare il capitale e non a remunerare invece i costi giustamente di gestione, i costi di costruzione, di ammortamento delle spese reali che si hanno ovviamente per gestire qualsiasi
struttura qualsiasi impianto. Ci sarebbe da dire anche sul discorso di consorzi. Eliminazione del profitto, Eliminazione radicale, punto del profitto, nel senso che come erano gli acquedotti di una volta erano gestiti dal comune, signori. Si diceva l'acqua del sindaco, per dire che era l'acqua nostra, che non si pagava, non aveva il batte che diceva dammi un bicchiere dell'acqua del sindaco perché è acqua mia. Allora, questo concetto deve rimanere, perché è il concetto che d'altronde la legge italiana lo prevede, perché il testo unico del 1933, il 1775, che norma, che si chiama testo sulle acque pubbliche, all'articolo 1 dice che l'acqua è pubblica nel senso che è una risorsa di tutti e non può essere in alcun modo non può diventare in alcun modo risorsa privata di qualcuno. Questo rimane, come dire, un caposaldo del nostro ordinamento e che probabilmente dovrebbe essere anche costituzionalizzato. Questo per dire secondo me una parola conclusiva rispetto a tutta una serie di ragionamenti che abbiamo fatto e che vale sia per il discorso dell'acqua potabile ma vale per tutti gli altri discorsi, cioè vale come criterio generale che dovrebbe informare quello che è l'uso di questa risorsa, così come l'uso delle altre risorse, perché io credo che gli altri tavoli debbano inesorabilmente giungere a delle conclusioni identiche alle stesse conclusioni nostre, nel senso che il male generale che ha, come dire, portato a una deriva generalizzata in tutti i settori, in tutti gli ambiti, in tutti i contesti di vita sociale è stata questa, cioè l'appropriazione, il venir meno della funzione propria della politica al fine della tutela dell'interesse collettivo e una sua svendita in quella direzione lì. E allora ecco, io concluderei anche dicendo questo, che serve non perdere di vista questo nucleo della questione, perché altrimenti continuiamo a girare molto intorno alla faccenda, nel senso che noi siamo molto bravi nei nostri comitati, no? Anche a specializzarsi su alcuni filoni, perché so come funzionano le cose, perché anch'io faccio una vita che sono dei comitati, eccetera. Si tende poi a diventare specialisti di un ambito, di un settore, si sa tutto, si approfondisce all'inverosimile una certa questione, che va benissimo, perfetto, cioè perché diventiamo esperti e diventiamo sempre più ferrati sulle cose, però tutte queste, come dire, questi elementi, queste competenze, queste conoscenze, eccetera, ci portano tutti alla stessa verità, che è quella che si diceva prima. Allora cosa dobbiamo fare noi? È vero che possiamo fare un discorso di ricalcolare la bolletta, per esempio, facendo questo giusto shock, si è detto che non è una protesta, ma assolutamente non è una protesta. Esatto, un'applicazione della legge, un'applicazione della legge, civile. Obbedienza civile agli esiti del referendum, è verissimo, eccetera, però io credo che sia anche fondamentale che ci sia una riappropriazione democratica delle istituzioni, cioè il fatto che le istituzioni devono ritornare per forza di cose entro la sfera di sovranità dei cittadini, cosa che si è completamente persa di mano. Ragazzi, ci hanno scippato le province, adesso non le votiamo più queste, intanto. Probabilmente ci troveremo un Senato che non sarà più elettivo, ma diventerà un Senato di nominati anche questo. Uno alla volta si stanno sfilando, i consorzi di bonifica dovrebbero diventare degli enti democratici, cioè è vero che sono nati come enti obbligatori di natura privata, però nel momento in cui gli conferisci le funzioni pubbliche devono diventare pubblici anche i consigli di amministrazione di quegli enti lì. E quindi i sindaci devono entrarci quantomeno dentro quegli enti lì e devono avere un loro coso. Sì, ecco, concludo. Ditemi se adesso c'è da fare una relazione giù. Se dici possiamo anche dividerci un attimo i compiti per fare questa relazione, nel senso che potremmo, siccome dobbiamo relazionare sul lavoro fatto, se tu dici potresti fare non so, riportare brevemente di serie di interventi che ci sono stati, eccetera, e poi magari dico due parole anch'io, che però li limiterei proprio a questo, insomma, un po' la conclusione ultima, che era quella a cui accennavo adesso, se la condividiamo, insomma, se la condividiamo tutti. Cioè. Allora io tu magari affronti quel... Sì, certo. Solo un'ultima cosa. Come no? Cioè, ascoltando così il resoconto, la relazione, insomma, che penso sia vero che la politica diciamo, si sta un po' riappropriando di tante cose che riguardano noi cittadini, però penso che molta responsabilità sia invece, a parte tanti comitati che adesso si sono attivati, sia invece proprio la volontà e la partecipazione attiva e continuativa anche se non si è, perché molte volte io adesso partecipando a vari convegni o a varie associazioni, molte volte il cittadino si scoraggia perché pensa di non avere delle competenze. Io penso che invece chi vive i luoghi è di fondamentale importanza
e contributo per quello che è la comunità, per cui sì la politica, sì la contestazione in queste istituzioni, però anche una corresponsabilità. Io di questo, insomma... Abbiamo partecipazione, vogliamo... Sì, proprio partecipazione. Poi... Questa è politica, vedi? Ma lui diceva allora forse io non ho colto questo aspetto. No, era proprio, diciamo più o meno la stessa cosa. Ah, ok. È che io dico qualcosa in più, nel senso che i cittadini, facendosi carico direttamente di queste cose, devono anche farsi carico del fatto che nelle istituzioni vengano, come dire, elette persone decenti, degne di guidarle, altrimenti ragazzi questa deriva sarà sempre più massiccia. Io dico che purtroppo la politica è stata scippata. Sì, però ecco, forse magari voglio andare nel dettaglio, però il fatto di prendere persone competenti non significa non approfondire come cittadino, quello, ma è di verificare. Forse la democrazia poi rappresentativa che non funziona. Poi un'ultima cosa è che... Ho paura che sia l'esatto opposto. No, e poi l'ultima cosa, è vero che come comitati o come associazioni ci si può specializzare, però secondo me è importante, come può succedere in questi tavoli di lavoro, che pur nello stesso tema ognuno è specializzato in un campo, raccoglie delle informazioni e c'è della condivisione che puoi trasferire ai tuoi gruppi e nel comitato e nelle associazioni ambientaliste o comunque anche col cittadino in generale, per cui la condivisione anche per me è una cosa, momenti di condivisione. Allora no, giusto preciso semplicemente dicendo che io non volevo dire che si debba fissare sulla dimensione istituzionale, ma al contrario che ci deve essere una perfetta permeazione comunque tra la dimensione della base, cioè il lavoro che svolgiamo noi tutti i giorni nei comitati, e quella che è la dimensione istituzionale. Se non c'è un interscambio tra queste cose, noi rischiamo di diventare, come dire, iperspecialisti e sapere tutto, ma di graffiare con le mani nude dei muri che non si flettono. Invece ci deve essere proprio questo, cioè le istituzioni devono farsi carico dei problemi che solleviamo noi come cittadini attraverso la nostra appartenenza alla società e le questioni concrete. Ecco, io facevo una proposta prima, adesso ci andiamo giù in plenaria. Se dici, allora potresti tu introdurre, riportando un po' quello che si è detto durante il gruppo di lavoro, lasciando magari la parte più di sintesi, che era quella che ho sintetizzato io adesso in questo momento, a me, che la faccio come chiusura definitiva. Ecco, magari vuoi parlare di questo discorso della privatizzazione, del discorso che abbiamo fatto col comitato qui? Sì, va bene il discorso dell'acqua, dell'acqua potabile. Perfetto. Come ti chiami? Alessandro. Bene, andiamo in plenaria. Grazie a tutti ragazzi, è stato un piacere condividere con voi questa